Ricordiamo il 25 luglio 43 in questo parco davanti ai busti di due perseguitati politici, due vittime del fascismo, un regime repressivo e violento. Giacomo Matteotti, socialista, uomo scomodo per Mussolini, morto ammazzato dagli squadristi fascisti il 10 giugno 1924. E Antonio Gramsci, comunista, condannato a 20 anni di prigionia dal Tribunale Speciale, passato da un carcere all'altro della penisola e morto in una clinica romana il 27 aprile 1937 per un'emorragia cerebrale, sopravvenuta in un fisico già provato dalla prigionia e dai molti problemi di salute. Siamo qui perché a distanza di 83 anni siamo convinti e convinte che sia ancora necessario parlare di quel periodo tragico. Siamo qui per rinnovare il nostro antifascismo, per dire soprattutto a quelli che ci dicono che è un sentimento anacronistico, che l'antifascismo è ancora attuale. E lo dico anche chi oggi sul Messaggero Veneto ci ha definito piazzaioli che fomentano gli antagonisti e che ha scritto che c'è un modo semplice di capire cos'è l'ANPI oggi: vedere con chi sfila durante le manifestazioni. Ecco, l'ANPI sfila con chi porta le bandiere della pace, con chi porta le bandiere dei popoli oppressi, con chi chiede verità e giustizia e con chi crede nella Costituzione. Inoltre rispondo con ancora un'altra cosa: se questa persona può permettersi di scrivere e di parlare in questo modo, è perché partigiani e partigiane, donne e uomini hanno combattuto una resistenza e questo ha portato alla Costituzione e lei è libera di parlare nel rispetto della libertà di opinione. Quindi onore a tutti i partigiani e alle partigiane di cui l'ANPI difende la memoria ed è orgogliosa di fare questo atto. In più, l'attività dell'ANPI è importante perché ci viene riconosciuta da tutte le scuole di ordine e grado. Noi non andiamo a fare propaganda, noi andiamo a far capire cos'è la Costituzione, cos'è il senso civico e cosa significa crescere in una repubblica e cos'è la democrazia. Come dicevo, l'antifascismo storico e resistenziale ci ha dimostrato che si può arrivare all'unità. È stato un lungo percorso ventennale, anche molto difficile, che tuttavia nella lotta di liberazione ha saputo unire tutte le anime partitiche e politiche, fare sintesi e vincere. L'antifascismo ci ha insegnato che in alcune situazioni bisogna avere il coraggio di scelte radicali, non cedere, non arretrare nemmeno di un passo di fronte al nemico, come fecero i rappresentanti del CLN, del Corpo Volontari della Libertà, davanti al nemico nazista e ai fascisti. Inoltre, l'antifascismo storico ha saputo educare più di una generazione alla politica ed è qualcosa di cui oggi dobbiamo renderci degni, cercando di trasmettere l'impianto valoriale che ci è stato consegnato alle giovani generazioni, che soprattutto in occasione dell'ultimo referendum sulla giustizia hanno saputo ben dimostrare il significato profondo dell'essere antifascisti, collegando questo valore alle istanze del presente. Lo abbiamo visto nei loro volti giovani, nelle piazze, quando lottano per l'ambiente, per l'istruzione, per la giustizia sociale, per la pace, contro ogni forma di razzismo e di marginalizzazione. L'eredità dell'antifascismo italiano contiene ancora un patrimonio valoriale vivo, che è confluito nella Carta Costituzionale. L'articolo 3 della nostra Costituzione è la concretizzazione dei progetti di democrazia sociale e progressiva che sono stati alla base e hanno sostenuto lunghi anni di opposizione al fascismo di tanti italiani. Essere antifascisti e antifasciste significa riconoscere che la Costituzione e le fondamenta del nostro vivere democratico sono state possibili grazie a una scelta di opposizione attiva. L'antifascismo è stato il terreno comune dove schieramenti politici diversi hanno costruito l'idea di un paese libero, democratico e repubblicano.
Democrazia che arrivò 82 anni fa, democrazia non ancora riconosciuta da tutti come figlia di una scelta antifascista. Non la riconosce neppure chi ha il governo del paese, che nell'esercitare il ruolo di pubblica rappresentanza dovrebbe adempiere al proprio mandato con disciplina e onore, nel rispetto di quanto previsto dalla nostra Costituzione, scritta dall'Assemblea Costituente nel 1946, che era formata da forze politiche che avevano appunto animato la Resistenza. Ecco perché siamo qui oggi, non solo per fare memoria, non basterebbe. Siamo qui per prenderci le nostre responsabilità di persone che devono coltivare la democrazia, educare le nuove generazioni, fare dell'Italia un paese non rassegnato al peggio, ma consapevole delle sue radici, della sua cultura, della direzione che esprime la sua Costituzione, la quale vuole tutti liberi e uguali, con diritti riconosciuti e doveri esercitati. Costituzione che dobbiamo difendere, a cominciare dalla riforma della legge elettorale, che prefigura maggioranze fasulle che non corrispondono alle reali percentuali di voto, con l'indicazione obbligatoria del nome del candidato alla presidenza del Consiglio, prefigurando così un premierato e limitando fortemente le prerogative del Capo dello Stato. È una questione urgente. Questa legge, se approvata, determinerebbe conseguenze pesanti per il futuro della democrazia. E accanto a questo pericolo è in atto da tempo un profondo cambiamento che si avvale di leggi sulla sicurezza, non ultima la proposta di perseguire i minori, in cui si moltiplicano le zone rosse nella città, si battezza il fermo preventivo da parte delle forze di polizia come panacea ai fenomeni di disagio sociale e di dissenso, e in cui si ampliano in modo significativo le piante organiche di quelle stesse forze. Ma è anche un cambiamento culturale, in cui chi governa specula sui casi di cronaca, manifestando simpatia per chi preferisce la giustizia privata e violenta al giusto processo, che strumentalizza la domanda di grazia come rimedio alle condanne sgradite, che scambia la convivenza civile con l'ordine pubblico, la prevenzione degli interventi di sostegno a progetti sociali, culturali e scolastici con la prevenzione di polizia. Sono tutte storture giuridiche e culturali che minano la Costituzione antifascista attraverso una narrazione falsa che vuole aumentare il rancore sociale. Antifascismo, democrazia e Costituzione, parole dense di significato, in quest'anno in cui abbiamo ricordato l'80° del primo voto delle donne, del referendum tra monarchia e repubblica, del voto per i propri comuni e per l'elezione dell'Assemblea Costituente. Per questo non possiamo rassegnarci a quello che passa da oggi davanti ai nostri occhi, la fragilità delle democrazie, l'orrore della guerra, la debolezza dell'ONU, le diseguaglianze crescenti, la lontananza dell'orizzonte della pace, mentre cresce la brutalizzazione delle relazioni internazionali, mentre si moltiplicano le aggressioni che pensano di rimanere impunite e le guerre si trasformano in carneficine dei popoli, mentre i potenti che governano il pianeta stanno portando la vita dell'umanità verso la distruzione in Italia e in Europa. Si decide di stanziare miliardi di euro nell'industria bellica e nella ricerca militare, nel riarmo, in nuove infrastrutture della difesa, mentre si taglia sulla scuola, sulla sanità, sui diritti al lavoro. E per questo noi non dobbiamo rinunciare a lottare e a credere nel valore della politica, nel confronto internazionale, nel dialogo e nella cooperazione. Concludo con le parole di Giacomo Matteotti, che suonano tragiche e attuali, quando a proposito della partecipazione italiana alla guerra mondiale scriveva nel 1915: e non veniamo fuori con le ipotesi di una guerra di difesa o di una minacciata invasione straniera, a meno che non vogliano intorpidire le acque. Grazie. Passo ora la parola al Presidente dell'ANED, Marco Balesca. Buongiorno a tutti, bentrovati. Innanzitutto la solidarietà all'ANPI per il volgare attacco che avete subito oggi, e quindi siamo al vostro fianco in una lotta che non è rinunciabile. Ecco, quindi siamo con voi. 25 luglio 1943, in molte città italiane la caduta del governo Mussolini e l'arresto del Duce fu salutata da manifestazioni popolari di gioia.
Nessuno all'epoca poteva immaginare quanti sacrifici e sofferenza e quanta violenza dovette subire la popolazione nei 10 mesi successivi che precedettero la conquista della libertà. Oggi celebriamo Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci e con essi tutti coloro che già dai primi anni dell'assunzione del potere da parte del partito fascista non furono indifferenti e dedicarono la propria esistenza alla lotta contro la dittatura, in difesa della libertà e per l'affermazione della democrazia, dando vita a forme diverse di resistenza civile in Italia e in esilio. Non li nomino perché sarei omissivo nei confronti di tantissimi. Purtroppo, in occasione di un evento come quello odierno, non possiamo non prendere in considerazione quanto sta accadendo nel nostro paese e nel mondo. Dal risorgere dei movimenti ispirati alle ideologie nazista e fascista, che ostentano simboli e atteggiamenti che ci eravamo illusi di non dover mai più vedere, movimenti che vengono alimentati dalla crescente sfiducia nelle istituzioni democratiche e dal dominio intellettuale dei nuovi e pervasivi sistemi di comunicazione e di disinformazione mirata. Viviamo un periodo di guerre permanenti in giro per il mondo, strumentali a interessi economici molto concreti, guerre che, come afferma Papa Leone, rappresentano un modo di vivere per generazioni di giovani bambini e non hanno come obiettivo la vittoria definitiva, ma la perpetuazione del conflitto come fonte di potere e di rendita. Viviamo trasformazioni della società che tendono a non perpetrare i valori condivisi che costituiscono il fondamento del nostro convivere civile, quali l'etica, il rispetto, il riconoscimento dell'altro e dei suoi diritti, il noi come organizzazione sociale basata sulla solidarietà e l'accoglienza. Si prospetta una società in cui rischiamo di doverci abituare all'idea che la violenza, sia verbale quanto fisica, costituisca un elemento insopprimibile. Lo strumento domestico più utilizzato è il videocomando, che consente a tutti noi, a prescindere dall'età, di fare lo zapping, che ci propina telefilm, la gran parte di produzione americana improntati alla violenza. Confronti televisivi nei quali l'urlo e la rissa sostituiscono il dialogo. Telegiornali, i bambini staccano la televisione, a me capita di vedere mio nipote che stacca la televisione quando c'è il telegiornale e dice non voglio sentir parlare di violenza e di guerra, per fortuna. Telegiornali che loro malgrado ci propongono notizie e reportage di guerre fatti di sangue. Viviamo in una società nella quale è sempre più evidente la progressiva divaricazione tra chi crea, gestisce e sviluppa la tecnologia al servizio dei poteri forti e la gran parte della popolazione che ne subisce gli effetti del vivere quotidiano. Come scrive Papa Leone, e lo citerò più volte, facciamo anche una riflessione a chi si sente di sinistra. Quanto citiamo i papi Francesco e Leone in questi ultimi tempi? Sono diventati una nostra guida intellettuale e spirituale, anche se letti da laici. Come scrive Papa Leone il XIV, ogni tecnologia che rende più facile colpire senza vedere il volto dell'altro abbassa la soglia morale del conflitto. È una riflessione strettamente collegata alla condanna della cultura della potenza. Le istituzioni nate per custodire l'idea di un destino comune dei popoli e di un bene comune mondiale appaiono indebolite non soltanto per limiti strutturali, ma perché manca spesso la volontà condivisa di sostenerle e riconoscere l'autorità morale. Questo è il Magnificat Humanitatis. E ciò significa una retrocessione rispetto alle prospettive di pace e di convivenza tra i popoli che hanno caratterizzato i nostri sogni, quelli della nostra Italia, dell'età di molti di noi che siamo qui, le nostre prospettive di vita dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo la creazione dell'Unione Europea e la caduta dei regimi comunisti. Le nostre associazioni e quanti si riconoscono nei valori fondanti sanciti dalla Costituzione sostengono e diffondono la cultura di pace. Quella cultura che ci consente di affermare che non può esservi pace se non viene tutelata e valorizzata la dignità degli esseri umani. Non vi è pace a Gaza e non può esservi pace fin tanto che prevale il ricatto dei bombardamenti. Di fronte agli ospedali, di scuole, di fronte all'uccisione di innocenti e di bambini, cito ancora una volta Papa Leone. Non possiamo essere neutrali, ma abbiamo il dovere di schierarci. E noi dobbiamo schierarci dalla parte di chi subisce. Uno dei maggiori pericoli della nostra società
è certamente l'indifferenza. Odio gli indifferenti, scriveva Antonio Gramsci, ma è soprattutto, secondo me, ed è strettamente legata all'indifferenza, è la rassegnazione. Sul monumento dedicato ai deportati italiani di Mauthausen vi è una dedica significativa agli italiani che per la dignità degli uomini qui soffersero e perirono, cioè a quegli italiani che non si rassegnarono alla violenza nazifascista e lottarono per la libertà. Noi non siamo disposti a rassegnarsi al dominio dei potenti e dei prepotenti di oggi. Noi sentiamo il dovere di schierarci a favore dei più deboli, a favore della solidarietà umana, della cooperazione tra i popoli, del diritto internazionale. Noi ci sentiamo impegnati ad impedire l'affermarsi di un nuovo fascismo nel nostro paese e lo combattiamo anche con le denunce. Siamo riusciti a vincere in Cassazione a fare condannare chi ha salutato col braccio teso. Vuol dire che sono condannabili e lo faremo ancora, e fin tanto ci sarà le commissioni, l'ANED lo farà. La dignità degli esseri umani è un valore insopprimibile. Per questo motivo chiediamo a tutti i cittadini che convivono i nostri valori, li chiamiamo ad una militanza politica, una militanza vera e propria, un impegno quotidiano, parlare, diffondere i valori. Guardare, e concludo con una bellissima riflessione di Papa Francesco, guardare il mondo con gli occhi delle vittime e dei più poveri significa adottare la prospettiva degli scartati per comprendere la realtà autentica della società. Ecco, guardiamo il mondo cercando, anche se è difficile, quasi impossibile, cercare di guardare il mondo con gli occhi dei poveri e di coloro che sono le vittime, per la pace. Grazie. Grazie Marco. La parola ora al presidente dell'Istituto Friulano di Storia per il Movimento di Liberazione, Gianni Ortis. Buongiorno a tutte e a tutti. Io partirei un attimo da Matteotti, perché è il primo antifascista, perché è il primo anti-mussoliniano. E vorrei solo ricordare un paio di cose, ma senza appesantire la vicenda, della parte Matteotti meno conosciuta, cioè la contestazione, la lotta durissima che Matteotti ha fatto contro Mussolini all'interno del Partito Socialista. Aveva individuato subito la natura opportunistica e di pura ricerca del potere che animava Mussolini, e si era schierato, ricordo solo due cose brevissime. La prima sul concetto dello sciopero generale che aveva Mussolini, che era considerato epilettico, no? Nel senso che era senza nessuna struttura, mentre lo sciopero generale che proponeva Matteotti era quello sempre didattico, per cui si faceva lo sciopero generale, ma ci si trovava la domenica a discutere perché, nella educazione, come si diceva una volta, delle plebe. La seconda cosa è che, anche questo vorrei dire, aprire semplicemente una finestra appena abbozzata, a torto Matteotti è considerato un socialista moderato, in realtà un socialista molto radicale, tant'è che lui stesso diceva: noi siamo riformisti perché siamo rivoluzionari, e quindi alcune cose in alcuni momenti applichiamo delle tecniche transigenti, da altre delle tecniche intransigenti. Sotto questo profilo, per esempio, si è schierato ripetutamente contro Mussolini, che voleva limitare le liste delle elezioni amministrative a soli iscritti, mentre invece diceva abbiamo comuni piccoli, qui c'è la necessità di conoscere, di utilizzare anche altre risorse di persone anche nel mondo borghese che possano aiutare. Tutta questa fase didattica, che è tutta quella del socialismo di Matteotti, di Turati eccetera, era in rotta di collisione con Mussolini, e soprattutto il problema della pace. Matteotti è stato radicale nell'essere contro la guerra fin dalla Libia, poi nella prima guerra mondiale, quando è stato espulso Mussolini perché aveva cambiato idea, non si è stupito di Mussolini, ha detto che avrebbe dovuto essere espulso prima. Tutto questo per dire cosa? Per dire poi che prima di arrivare al suo omicidio ha scritto un anno di dominazione fascista, denunciando i singoli fatti che venivano adottati e individuando il pericolo del fascismo come qualche cosa di duraturo,
come qualcosa di duraturo. La stessa natura duratura del fascismo è stata individuata da Gramsci, è stata individuata poi soprattutto nella parte di riflessione, di scrittura che ha fatto quando purtroppo era in carcere, no? In cui ha sostenuto ripetutamente che si trattava di una vicenda non transitoria. Basta vedere su YouTube l'intervista a Pertini e i contatti che aveva avuto, nei colloqui che aveva avuto con Gramsci. Terzo personaggio che qui non c'è, ma che è coevo dell'epoca, e che è Piero Gobetti, e diceva proprio in quei momenti: il fascismo è l'autobiografia della nazione, una nazione che non ha avuto l'esperienza rivoluzionaria come in Francia, non ha avuto l'esperienza della riforma come nei paesi di lingua tedesca o in quelli di lingua inglese, e che quindi riusciva a mettere insieme la parte peggiore della cosa, quindi quella servile al servizio dei potenti, verso i quali Mussolini si è piegato, andando in rotta di collisione totale con quello che diceva quando era massimalista all'interno del Partito Socialista. Quindi l'antifascismo non è una categoria finita con quell'epoca, è un conto che si deve fare prima di tutto da un punto di vista culturale, quindi di per sé permane. Però dobbiamo anche dire, sempre storicamente, con onestà intellettuale, che noi stiamo qui ricordando una sconfitta, perché di fronte a questa lucidità dei due personaggi che tra l'altro non divisi tra di loro, legittimamente divisi, ma non avevano trovato l'unità nemmeno tra di loro, pur avendo responsabilità diverse, è stata la sconfitta nei confronti del fascismo. E la sconfitta, io credo, abbia una sola profonda ragione: la divisione. La divisione, perché io vorrei citare anche qui solo un episodio storico. Siamo al 1° luglio del 1924, quindi siamo appena nella vicenda Matteotti. Il Popolo, quotidiano del Partito Popolare, ospita un'intervista di Filippo Turati, il quale dice: noi come socialisti abbiamo da tempo abbandonato le dimensioni anticlericali dell'inizio, proponiamo un accordo con i popolari per evitare una nuova barbarie. Questo accordo non si farà perché non si farà dal punto di vista socialista, perché Turati, che apparteneva allo stesso partito di Matteotti era il segretario del Partito Socialista Italiano, non è d'accordo, e perché non è d'accordo una parte del mondo cattolico che aveva già legami con il fascismo, non è d'accordo soprattutto il Vaticano. Ma nel rapporto, in questo incontro, che non è casuale, la parte del mondo cattolico che era d'accordo, cioè parte di classe dirigente, era costituita da Don Sturzo e soprattutto da Alcide De Gasperi, che dà subito un consenso a questa iniziativa. Se vedete il film Il delitto Matteotti, c'è anche la scena dell'incontro in trattoria tra Turati e De Gasperi. Quindi questa vicenda era possibile, non ha funzionato. Ha funzionato invece, per fortuna, forse anche sulla base di questa vicenda, la questione della resistenza. La questione della resistenza, attenzione, perché erano mondi idealmente lontanissimi, anche con delle legittime prospettive che erano contrastanti tra il mondo cattolico di quella volta e il mondo comunista di quella volta, e quello che veniva dai due mondi percepito essere degli altri, c'era una distanza enorme, ed invece si è trovata con un'alchimia difficile da spiegare da un punto di vista razionale, ma da un punto di vista dei fatti si è riusciti a trovare una capacità di consenso che non solo ha fondato la Costituzione, ha consentito di avere un quadro in cui
queste forze hanno cooperato per molti anni, tant'è che si parlava di partiti dell'arco costituzionale, benché non fossero nella stessa area governativa. Ed è una questione in cui ciascuno di questi mondi ha rinunciato a una parte della sua identità per trovare quello che avrebbe detto, e che è appunto parola cara a Gramsci, l'unità, cui lui ha dedicato il nome del giornale che ha creato. Io riferisco solo queste cose, ancora una volta, il rapporto ancora di De Gasperi con lo stesso Togliatti che accetta di introdurre i patti lateranensi, chiudendo una possibile guerra religiosa, che fa una cosa discutibilissima che è l'amnistia, ma chiudendo la guerra civile che ormai viene considerata da tutti gli storici come esistente dopo il libro di Claudio Pavone che ormai risale 10 anni fa. E questo ha consentito a questo paese di vivere i decenni migliori della propria storia. Una crescita non solo economica, la ricostruzione, la crescita culturale, morale meno forse, culturale, economica, eccetera. Ecco, questa unità è il messaggio di oggi. Ora io so, allora, premesso che tutti coloro i quali si richiamano alla resistenza hanno il pieno diritto che gli va riconosciuto sulla base delle loro azioni storiche di essere presenti nel dibattito attuale e quindi di essere parte politica in senso ampio, di prendere posizione su tutte le cose di questo tipo, però di fronte a un mondo dove abbiamo una riproposizione delle dichiarazioni naziste che danno vita a forze politiche che hanno la doppia cifra in Germania, in Spagna, nel Regno Unito, in una situazione nella quale i diritti del lavoro sono così bassi come non erano mai stati e con delle forme che convivono con noi di schiavitù che riguardano la Puglia, per esempio, ma riguardano anche, lo leggevamo nelle settimane scorse, i lavoratori trasparenti che non si vedono a Milano sulla grande attività immobiliare che c'è. Ecco, di fronte a tutto questo, e adesso parlo da presidente dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, che nasce nel 1970 su iniziativa di Vizzero, ma insieme anche di Verdi, Candido Grassi, quindi, e Lampi e quindi Garibaldi, diciamo meglio, e lo Soppo. Verdi morirà nel 69, quindi non arriva alla formazione dell'istituto e vicepresidente diventerà Donaldo Moretti, quindi figura rappresentativa, no, dello Soppo, ed è nato per riportare, tenere ed essere garante di questa unità. Quindi io faccio un appello a tutti. Io tra poco andrò, perché sono stato invitato a portare i saluti a una iniziativa che viene fatta nel complesso delle Grazie su Monsignor Nogara, e quindi ho l'occasione oggi stesso di dire, come presidente dell'istituto, qui ci tengo dal punto di vista, come si può dire, anche ereditario, no? L'eredità di Lizzero, di Moretti, di Ciro Nigris, il mio insegnante, che mi ha portato sulla unità a qualsiasi costo. Unità a qualsiasi costo, nonostante ci siano ragioni sulle quali si può discutere, anche litigare, ma le cose più importanti, questo ce ne insegnano le vicende di Matteotti, perché essere qui di fronte a un ricordo di una sconfitta impone di cercare di trovare il modo che non si verifichi nemmeno nella nostra realtà piccola. Quindi, nonostante tutto, nonostante ci sia una forte tentazione da parte di tutti, che io capisco benissimo e che non mi permetto mai di giudicare, perché ciascuno ha le sue cose, tentazione di identità che certe volte fa, però noi non dimentichiamo il monito che ha fatto Turati ancora una volta ai funerali di Matteotti, parlando come lui, parlando di Matteotti, ma una cosa che potrebbe valorizzare anche noi come eredi del mondo che stiamo
celebrando, a noi un solo compito: esserne degni, cioè essere degni eredi, perché qualcuno, idealmente, moralmente, potrebbe altrimenti chiederci conto. Quindi, di fronte alla gravità di tutte queste cose, l'unità antifascista che nonostante tutto cercare di avere la possibilità di avere una massa critica senza la quale la sconfitta è certa. Grazie al Presidente Gianni Ortis e grazie per il messaggio proprio sull'unità che va rivolto soprattutto in questo momento ai partiti, perché l'ANPI ha l'ambizione e l'orgoglio di rappresentare proprio quell'unità. Per le conclusioni passo la parola all'assessore Federico Pirone, in rappresentanza del Comune di Udine, che ringrazio per essere qui. Io non so intanto se sono in grado e se è mio compito portare delle conclusioni, sì, no? Rispetto. Nel senso che e ringrazio chi mi ha preceduto, ringrazio Antonella Lestani a nome dell'ANPI, ringrazio Marco Balestra, presidente dell'ANED, e Gianni Ortis, presidente dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Non è la prima volta, stacco il forse meglio. Non è la prima volta, anche in questo luogo, in questo giardino, che abbiamo sentito da parte loro dei discorsi densi, carichi di significato, carichi di verità, di autenticità. Però consentitemi, a nome del Comune, anche di fare, diciamo, qualche considerazione che accompagna questa sentita e importante cerimonia. Intanto credo sia giusto mettere in fila le date, mettere in fila in qualche modo le tappe, i momenti, perché il 25 luglio è stato il giorno in cui appunto si votò il famoso Ordine del Giorno Grandi. Dopo il 25 luglio ci sarebbe stato l'8 settembre del 1943, l'armistizio, il nostro paese che cambia in qualche modo, almeno ufficialmente, posizionamento, ma in cui c'è un grande senso di sbandamento, un grande disorientamento, eppure il nostro paese, già provato da 21 anni di dittatura, di violenza da parte del fascismo, ha la forza di reagire. Ci sono persone che decidono di irrobustire, di dare forza ad un movimento che prima era stato ridotto alla clandestinità, era stato volutamente estromesso, punito, marginalizzato dal fascismo, decidono di aderire alla resistenza, decidono quindi di mettere, così come è stato per Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci, la loro vita, le loro vite, la loro tranquillità a repentaglio per un ideale più grande. E sono d'accordo quindi con quello che veniva detto anche da Gianni Ortis. Giacomo Matteotti, Antonio Gramsci e tanti uomini e tante donne come loro, anche se sono morti, anche se sono stati deportati, anche se non hanno fatto ritorno, però sono dei vincenti, non sono mai stati sconfitti. La loro è stata una vittoria di un paese che appunto voleva riscattare quell'autobiografia che in qualche modo l'aveva condannato ad una posizione di marginalità, una posizione decisamente antidemocratica. Quindi mettiamo in fila queste date, il 25 luglio, l'8 settembre, poi ci sarebbe stato il 25 aprile, il 2 giugno del 1946. Il nostro paese e il nostro Friuli con esso riuscirono a rivedere una luce, a creare quelle condizioni per essere un paese democratico, moderno, nell'antifascismo. E credo che sia doveroso anche qua, dalla nostra piccola Udine, ricordare
che i padri della patria, le madri della patria sono appunto Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci, non di certo un criminale come Giorgio Almirante, che ancora oggi viene ricordato da chi assume incarichi di governo o di chi ricopre posizioni di rilievo da parte dello Stato. Sono loro a cui dobbiamo ispirarci, sono loro a cui dobbiamo tendere nell'idea di lotta, di modernità, di emancipazione delle persone, di fiducia nelle istituzioni. Non può essere di certo preso ad esempio chi sostenne apertamente il razzismo del fascismo, di chi sostenne un'idea di svuotamento delle istituzioni, di chi sostenne gli atti assolutamente antidemocratici di cui si macchiò il fascismo. Io voglio aggiungere però anche qualcosa rispetto al momento di oggi, che è stato richiamato in tutti e tre gli interventi. Siamo dentro, non da oggi, una campagna elettorale permanente. Siamo dentro una campagna in cui la voce più grossa nell'affermare, nello spostare sempre in là il limite della decenza. L'abbiamo visto anche recentemente nel caso del gioielliere di Ruggero, ma anche rispetto all'uccisione a Bologna, di quello che si è verificato a Bologna e del tentativo ennesimo di delegittimare le piazze che democraticamente scendono nel manifestare un dissenso. Le istituzioni non possono negare l'importanza del dissenso. Il dissenso fa parte del pluralismo, fa parte della democrazia. Le istituzioni non possono giustificare e legittimare una campagna elettorale permanente che cerca di delegittimare le stesse istituzioni, dal Parlamento alla magistratura, alla scuola, agli enti locali, ma devono invece lavorare per dare senso a una cultura democratica, che è quella che dovrebbe permeare ogni tipo di dibattito politico. Le idee possono essere diverse, devono esprimersi anche in forme di dissenso alto, radicale, ma le idee non possono in nessun modo delegittimare il senso delle nostre istituzioni, che siano istituzioni del nostro paese, della nostra comunità, della nostra Europa o le istituzioni a livello internazionale. Perché se delegittimiamo le istituzioni, in qualche modo torniamo al diritto della forza, al diritto del più forte di calpestare il più debole, al diritto di emarginarlo, di fare adesso a lui o lei violenza. Se delegittimiamo le istituzioni, legittimiamo in qualche modo la guerra, legittimiamo la violazione dei diritti umani, dei crimini contro le persone. Ecco, io credo che anche nella nostra Udine, una Udine che è fieramente antifascista, che ha preso la medaglia d'oro al valore civile e militare anche a nome di tutto il Friuli, una lotta che anche qua è stata di leggenda, che ha visto uomini e donne impegnate, uomini e donne appartenenti a tutte le culture politiche, da quella azionista a quella cattolica, a quella socialista, a quella comunista, anche a quella monarchica. Ecco, in nome di questa Udine, credo, dobbiamo lavorare per una comunità che dà forza alle istituzioni quando producono soprattutto risultati, accolgono e ascoltano le paure, ma ad esse danno risposte che siano di comunità, che siano concrete, che siano lungimiranti, che non cedano al facile tentativo di guadagnare un pugno di voti, ma diano senso a un lavoro che permette alle comunità di essere più forti e di tenersi insieme, deboli, appartenenti ad ogni condizione economica, sociale, orientamento. Noi siamo una comunità democratica e dobbiamo dare credibilità a questi progetti. Io ringrazio, l'ANPI non è assolutamente un'associazione di piazzaioli, o come è stata definita.
è un'associazione che insieme all'ANED, all'istituto, l'amministrazione ha fieramente al fianco in tanti progetti a favore delle scuole. Io ricordo il lavoro che abbiamo fatto anche con l'APO per il posizionamento delle pietre d'inciampo, per dare un senso alla memoria, per renderla testimonianza viva. E credetemi, ascoltare le riflessioni che vengono dagli studenti, dagli insegnanti durante quel percorso è qualcosa che dovremmo sempre raccogliere e rilanciare. Io anche ieri sono andato in un centro estivo, in una scuola, alla fine del turno, e i bambini e le bambine hanno presentato la loro idea di città del futuro, una città sostenibile, una città umana, una città rigenerata, una città in cui non c'è la guerra. In fondo i bambini hanno dei pensieri estremamente adulti. Ecco, credo, per rispondere anche alla sollecitazione, che non dobbiamo, nonostante tutto, rassegnarci, coltivare la sfiducia, ma far vivere un'idea di comunità, di regione, di paese, di Europa, che crede che un futuro diverso sia possibile, di convivenza, di rispetto, in un rapporto diverso con l'ambiente. Ascoltiamo quella domanda anche radicale e facciamo in modo che questa domanda abbia le risposte che merita. Ecco, qui sì, dobbiamo essere all'altezza, soprattutto morale, di questo sacrificio, di questa sfida, di chi combatté a viso aperto il fascismo allora e vuole combatterlo ancora oggi. Grazie e viva la nostra resistenza, viva la nostra Costituzione. Grazie all'assessore Pirone, grazie a tutte e a tutti voi che siete venuti qui a manifestare il vostro antifascismo. E per chi potrà, per chi vorrà, stasera c'è la pasta asciutta antifascista. Ringraziamo anche della grande e numerosa presenza perché abbiamo esaurito i posti disponibili. Ci vediamo il prossimo anno, noi saremo sempre qui, ci troverete sempre qui, saremo a fianco di tutte le organizzazioni e delle istituzioni democratiche. Grazie, arrivederci.